allora siamo in attesa della partenza della seconda manche di ricognizione e nelle more di attesa andiamo a dare un piccolo riepilogo di quelle che sono state le prestazioni dei nostri amici driver nel corso della prima manche di ricognizione. E allora, per quanto riguarda le auto moderne, che sono quelle che fra pochi istanti vedremo scattare per aprire la seconda manche di ricognizione, abbiamo avuto il netto dominio di Ulivi, che con la sua Kawasaki Club Sport, una biposto motorizzata 1400, ha realizzato il tempo di 5,54 e 5. Alle sue spalle c'è Alessandro Trentini con una Radical SR3 e terzo è Silvio Passerini con la intrigante e bella Lotus Exige, che ha fermato i cronometri sul tempo di 6,51 e 4. Per le vere protagoniste di questa giornata di sport invece, e parliamo naturalmente delle auto storiche, le prime 10 prestazioni oggi sono state realizzate da Peroni Junior Stefano, che ha fermato i cronometri con la sua veloce Martini MK32 sul tempo di 5,35 e 4. Alle sue spalle papà Giuliano Peroni con 5,54 e 6. Terzo è Filippo Caliceti con 5,59 e 2. Lo seguono Piero Lottini con 6,09 e 8. Quinto è Matteo Aralla con 6,10 e 3. Mario Massaia, un Osella P990, ha fermato i cronometri su 6,11 e 8. Lo segue Emanuele Lele Aralla con 6,28 e 5. Ottavo è Tiberione Nocentini con la sua splendida Chevron 6,32 e 4. Nono è Roberto Turiziani con 6,45 e 2 e chiude la magnifica top 10 di questa prima prova di ricognizione il velocissimo Beppe Gallusi con la sua gialla Porsche, che ha fermato i cronometri su un ragguardevole 6,45 e 2. E andiamo invece a vedere qual è il podio, raggruppamento per raggruppamento, dove nel primo raggruppamento le vetture costruite entro il 1972 abbiamo primo Tiberio Nocentini 6,32,4, secondo Angelo De Angelis 7 netti, terzo è Vittorio Maria Mandelli con la sua diabolica Jaguar E-Type con 7,29 e 0,7. Secondo raggruppamento che vede impegnate le vetture costruite entro il 1976, dove c'è stata una guerra all'ultimo cavallo, una guerra all'ultimo decimo fra Brando Motti, che era realizzato 6,45 e 9, secondo Giuliano Palmieri 6,48 e 8 e terzo il fiorentino Vincenzo Rossi con 7,01 e 6, tutti su Porsche Carrera RS, vettura decisamente dominante in questo secondo raggruppamento. E nella volta del terzo raggruppamento che include le vetture realizzate entro il 1982, e qui è Giuliano Peroni che ha fatto la voce grossa, perché con 5,54 e 6 ha distanziato lentamente Beppe Gallusi, che ha realizzato 6,45,2, e Paolo Scorretti, che con la sua bella Porsche SC ha fermato i cronometri su 6,56 e 6.
Quarto raggruppamento, dove abbiamo visto impegnate le vetture più affascinanti, le vetture più performanti, le vetture biposto corsa. Abbiamo un bel tris di Osella PA990, tutte motorizzate BMW 2005, con primo Filippo Caliceti, che ha fermato i cronometri sul 5.59 e 2, secondo è Piero Lottini con 6.096 e terzo il torinese Mario Massaia con 6.11 e 8. E chiudiamo questo piccolo riepilogo sperando che a breve ripartano le operazioni con le vetture monoposto, le vetture a ruote scoperte, dove troviamo anche il realizzatore del miglior tempo di giornata, che è Stefano Peroni con 5.35,4, lo seguono Matteo Aralla con 6.10,3 e Lele Aralla con 6.28,51. E proprio mentre chiudiamo questa lista di tempi, il direttore di gara Fabrizio Bernetti dà la sveglia ai nostri driver che siano pronti alla partenza, li chiama ad allinearsi e le prime vetture delle auto moderne allacciano le cinture, stringono il sottogola del casco e si allineano sullo start agli ordini di Fabrizio Bernetti, che fra poco darà il consenso all'accensione del semaforo, che con i suoi 3 colori darà il via alle vetture in gara. E allora, ancora il primo a partire sarà Gilberto Aires con il numero 221, per Gilberto Aires, lo seguirà con il 219 Federico Tinti e con il 216 Francesco Cellai. Ecco Gilberto Aires, pronto alla partenza. La sua vettura è una Peugeotina, una Peugeot 106 Rally. Partenza per Gilberto Aires. E dalle sue spalle c'è un personaggio, un giovane, che assolutamente penso possa essere definito uno dei più approfonditi conoscitori di questi 12.700 metri, quel Federico Tinti, nato, cresciuto anche agonisticamente nel mezzo della Consuma, esattamente nell'abitato di Via Aceto. C'è qualcuno che, non sapendo cos'altro fare, rompe l'anima. Partita la 55esima Coppa della Consuma, parte ora Federico Tinti, il suo numero è il 219, partenza per la sua Peugeot 106 Rally. Ed ora allo start un altro Baby, un altro Junior, ed è Francesco Cellai, Citroën Saxo VTS, e purtroppo la famiglia Cellai in questa seconda manche è dimezzata, perché papà Cellai, Patrizio Cellai, lo abbiamo visto tornare in giù con problemi al motore e quindi sicuramente non prenderà parte a questa seconda ricognizione. Numero 215 è la Renault Clio K di Vieri Versari, partenza per Vieri Versari.
No, è parte, secondo me non ci sta per Mi sa che non arrivano. Non manca più ritornare. Numero 215 per gli anniversari, mentre con il 214 alle prese con qualche problema meccanico, con qualche problema di messa a punto, c'è Giovanni Grasso in gara per l'Autoclub Nazionale Forze di Polizia. Giovanni Grasso con la sua Renault Clio RS Cup, numero 214 per Giovanni Grasso. La candela si pulisce. Partito Giovanni Grasso con 211 e ora il turno, con 212 scusate, è il turno di Mirko Bartolini, ancora una Peugeot per la scuderia Etruria Racing, Peugeot 205 rally per Mirko Bartolini. Losi Alessandro Losi è in gara con questa Peugeot 106, il suo numero di gara è il 211 e come previsto ovviamente alla partenza non si presenta Patrizio Cellai, la sua Renault Clio ha accusato problemi nella prima manche. Rossi Leonardo è il pilota di questa BMW M3, numero 208 per Rossi Leonardo.
Numero 207, ancora una Peugeot, ed è Andrea Lapi. Andrea Lapi pronto a scattare per la seconda prova odierna, seconda manche di ricognizione, così come Bonecchi, Filippo Bonecchi, che è a bordo di una Clio RS Line. E dalle sue spalle si allinea l'affascinante Lotus Exige con cui oggi è in gara Silvio Passerini. Silvio Passerini è in gara con il numero 204, la sua vettura è una elegante e performante Lotus Exige. Cazziera di oggi. Sto addormentando. Possibile andare a accendere. Silvio Passerini, dopo qualche incertezza nella messa in moto della sua bella Lotus Exige, è pronto a scattare con il numero 204. Numero 204 per la Lotus Exige di Silvio Passerini. E siamo alle due ultime vetture della categoria moderna, siamo alla Kawasaki Club Sport con cui è in gara Marco Ulivi, il suo numero di gara è il 201 e lo seguirà con una Radical SR3 Alessandro Trentini. Per la squadra piloti senesi in gara con una Radical Alessandro Trentini numero 202. Eccolo Alessandro Trentini, l'alfiere della squadra piloti senesi, la sua è una Radical SR3 numero 202 per Alessandro Trentini. Ed ora ci dedichiamo alle splendide vetture della categoria autostoriche. Il primo a prendere il via è
e funambolico con l'altrettanto funambolica Mini Cooper S numero 118 di Alessandro Rinolfi, 1300 cm3 per questa performantissima vetturetta inglese. È invece una vettura italiana, quella che si allinea con il numero 117 sulle portiere, è la Lancia Fulvia Coupé della Google Corse, che porta in gara Giampiero Zampieri. «116» è il numero che contraddistingue la Lotus Cortina, con alla guida Walter Canzian. Per la Bologna squadra corse, partenza per Walter Canzian. Partito Walter Canzian e Vittorio Novo, il torinese Vittorio Novo, che per i colori della Bologna squadra corse parte con questa vettura della casa dell'Elica, la vettura BMW 2002T, Vittorio Novo numero 115. Ed ecco il Conte Davoli, il Conte Sergio Davoli, numero 114 allo start con la sua Porsche 911T. Ancora Bologna squadra corse per l'aristocratico driver di questa bella Porsche 911T. Partenza per Sergio Davoli. Numero 114 per Sergio Davoli, Porsche 911T la sua vettura. E alle spalle di Sergio Davoli si allinea un capolavoro dell'arte carrozziera italiana, una Fiat Stanguellini 1100 con il numero 108, la carrozzeria che ha creato questo vero esercizio di stile automobilistico è la carrozzeria Aladoro. Partenza per la Fiat 1100 Stanguellini Aladoro di Tonino Camilli. Tra un po' arriva. Tonino Camilli è alla guida di una delle macchine indubbiamente più ammirate quest'oggi, una macchina che racchiude nelle sue sinuose forme tutta l'armonia costruttiva dei maestri carrozzai italiani. È invece uno splendido esempio di ingegneria meccanica inglese, la splendida Chevron B19 Ford 2000, che porta in gara con il numero 104 Tiberio Nocentini. Numero 104 per Tiberio Nocentini. Io ora vorrei parlare bene di questa macchina che sta presentando, ma come fai a parlare
la Giulia conciata in quella maniera. Sembra il carro di Viareggio. Eric Nicchi. Anche l'occhio vuole la Silvana. Bisogna essere forti di stomaco, probabilmente abituato a folklore dei bandiratori ottimisti. Paolo, mi dici dove va a cena stasera? Non ho capito un cazzo. Al Carbonile. E come si chiama il ristorante? Poi è proprio lì a che ore si dà? 8:30, 9? Siamo bene alle 6. E con Tiberio Nocentini si è chiuso il primo raggruppamento. Con Eric Nicchi diamo il via alle vetture del secondo raggruppamento, vetture costruite entro il 1976. Eric Nicchi a bordo di una Alfa Romeo Giulia, una delle vetture simbolo degli anni 70 italiani, una delle vetture che all'epoca era senz'altro quasi uno status symbol familiare per gli italiani degli anni 70. Mentre per l'italiano sportivo degli anni 70 e degli anni anche dei primi anni 80, ampiamente ammirata era questa Alfa GTV 2000 che oggi è in gara con alla guida il ragioniere interista Beppe La Rocca. È una A112 Abarth, quella che porta in gara con il numero 98 David Andreini. E David Andreini è seguito sullo start dalla performantissima bicilindrica derivata Fiat 500 di Stefano Roversi. Stefano Roversi è con estrema disinvoltura passa da una zanzarina come la 595 una zanzarina dalla 650 NP Giannini 650 NP ad una ben più potente Osella P990. L'Osella P990 che abbiamo visto usare nella gara di Montefiascone e con cui speriamo di vederlo presto all'opera. Alle spalle di Stefano Roversi si allinea Marco Naldini, la sua è una Giannini 128, esatta replica di quella che negli anni 70 utilizzava il mitico Mario Cangelli Poldo.
ed è il generale Razzolini che allinea questo splendido esemplare di Alfa GTM. Alfa GTM numero 89 per Alberto Razzolini, una vettura che sul finire degli anni 70 fortemente volle l'ingegner Andrea Chiti, l'ingegnere pistoiese Andrea Chiti, per contrastare efficacemente le allora dominanti Ford e BMW, cosa che in effetti gli riuscì egregiamente, mettendo in campo questo bel prodotto dell'automobilismo italiano. Numero 89 per l'Alfa GTM di Alberto Razzolini. Bello anche perché continuamente. Ogni meccanico si aveva un Paolo, ascoltami, quando parliamo di GTA si può dire è un vero GTA o è un falso GTA? Quando parliamo di GTM è una macchina speciale che usa GTM invece, anche quelli ufficiali, erano delle 1750 con i passaruote allargati e con le ruote più grosse, ma tutti i 1750 possono diventare GTM perché l'Alfa Romeo era GTA. l'Alfa Romeo Pensavo dovesse essere la scorca del GTA. no, qualsiasi GTM Te i GTA li riconosci dalla maniglietta. la maniglietta non è quella, il GTA lo riconosci dalla chiodatura della cappotta. Ma aveva tutti la maniglietta. Sì. o sì? Ma la maniglietta la puoi rifare a tutti, la chiodatura non si fa. Capito? Perché veniva tagliata la copertura e rifatta tutta. Possiamo mangiare qui. Residence Si chiama ristorante pizzeria Francesco. Vabbè, Loro lo chiamano Happy Hook. vabbè. Si chiama ristorante francese. Si chiama Vabbè. Ed è lì a Carbonino. a Cavoli, Francesco lì. Perché prima di arrivare al ristorante Ed ora siamo all'escursione di un bel gruppo di performanti Porsche, il primo a prendere il via con il numero 85 è Umberto Pizzato, assistito dalla Balletti Motorsport. Partenza per Umberto Pizzato. Ancora Balletti Motorsport per il numero 82 per Giuliano Palmieri. Ancora una Porsche Carrera RS. Ancora Team Balletti oggi in gara per i colori della Bologna Squadra Corse. Partenza per la Bologna Squadra Corse. E chiuderà questo tris di poderose Porsche la numero 81 con cui è in gara il veloce siciliano Natale Mannino. Per il team Guaiardo, per i colori della Raw Racing, partenza per Natale Mannino.
numero 81 per Natale Mannino e la sua splendida Porsche curata dal team Guaiardo. Natale Mannino ha avuto qualche problema nel corso della prima manche, problema che ci hanno assicurato completamente risolto e che quindi sfrutterà questa seconda manche per mettere perfettamente a punto la conoscenza dell'impegnativo e difficile tracciato di 12.700 metri. Partenza per Natale Mannino. E con Natale Mannino si chiudono le partenze del secondo raggruppamento. Le vetture costruite entro il 1976 e fra pochi attimi vedremo scattare la prima vettura del terzo raggruppamento, le vetture costruite entro il 1982. E andiamo ora a dare un'occhiata ai tempi fino ad ora realizzati, dove fra le auto moderne abbiamo ancora il dominio di Marco Olivi, che ha realizzato 5.46,3, alle sue spalle la bella Lotus Exige di Silvio Passerini 6.41,5 e terzo è Alessandro Trentini con la sua Radical SR3 6.42,2. Fra le auto storiche abbiamo in questa seconda manche per ora Tiberio Nocentini con 6.39,2, Alessandro Rinolfi 7.17,6 che sopravanza nettamente Walter Canzian con 8.00, Sergio Davoli con 8.11 e Giampiero Zampieri con 8.21,1. Si susseguono le partenze e alle spalle della A112 Mario, che l'ha fatto il colonnello? Che fa, per fermato? No, allora, ora lo guardiamo. Allora, secondo raggruppamento, colonnello, ora io lo chiamo colonnello. No, generale. No, sono cazzi tuoi, io faccio la guida. Dai, può chiamare Stefano. Razzolini. No, è partito, ancora non c'è. E la Rocca? La Rocca lo stesso. No, è un gruppo 1. La Rocca è secondo raggruppamento. Sì, però gruppo 1. Vabbè. Ah, aspetta. No, non c'è, guarda, non c'è nessuno. Porsche 928 è quella vettura che porta in gara con il numero 56 Alessandro Senegaglia, una Porsche che all'epoca fece discutere molto e criticamente gli appassionati della casa della Cavallina di Stoccarda e che oggi è in gara
con alla guida Alessandro Senegaglia. Fece discutere molto perché fu una delle prime Porsche a motore anteriore raffreddata ad acqua. Porsche 928 per Alessandro Senegaglia. Ed è ora un altro driver locale, quel Paolo Scorretti che in prima manche ha dato prova di notevole confidenza con il tracciato a bordo della sua Porsche Carrera SC. 911 Carrera SC per Paolo Scorretti.
E allora siamo ora alla partenza con la X19 numero 41 con cui è in gara Pierluigi Ruschi, e ci avviciniamo velocemente al termine di questo terzo raggruppamento. Le vetture costruite entro il 1982, e parte ora con la sua Lola T590 Ford 2000 Gianluca De Camillis. Con Zoccali numero 33 iniziamo a vedere le partenze del quarto raggruppamento, le vetture costruite entro il 1990, e Giuseppe Zoccali è il primo a prendere il via. Numero 33 per Zoccali, mentre con il numero 32 è pronto a scattare Lorenzo Bonaldi. Numero 32 per Lorenzo Bonaldi. La sua è una Fiat Uno 70, partenza per Lorenzo Bonaldi. Partito Bonaldi, ed è ora col numero 29 allo start l'altro rappresentante della famiglia Zoccali, è Luigi, numero 29 per Luigi Zoccali. Ma prima di Luigi Zoccali vediamo allineati con il numero 26 Vitali e con il numero 27 Petriella. Ma io quando non si presentano non mi farei partire. C'è un ordine, va rispettato. con 25 ora Fabio Bellini, la sua scuderia la Bologna Squadra Corse, la sua vettura è una Renault 5 GT Turbo, partenza per Fabio Bellini. Numero 21 per Francesco Menichelli, l'orologiaio volante viterbese, la sua è una bella BMW M3, il suo numero di gara è il 21, partenza per Francesco Menichelli.
Col numero 31 è pronto a scattare Oscar Gadaldi, la sua è una Renault 5 GT Turbo, il suo numero di gara il 31. E intanto continuano ad arrivare i tempi del terzo raggruppamento, dove Paolo Scorretti ferma i cronometri su 7:32 e 5, Alessandro Senegaglia 7:35 e 1, Fabio Spinelli con la sua turbona 7:39 e 2, Beppe Gallusi 7:41 e 7, e con Oscar Gadaldi passiamo ad osservare le partenze delle monoposto. Il primo a partire fra le monoposto è Maurizio Rossi, il suo numero di gara il 19, la sua vettura una Formula Alfa Romeo Boxer per Maurizio Rossi numero 19. Che vuole lo scassabicchieri stasera? Lo scassabicchieri che cazzo vuole stasera? Ogni anno ce n'è una. Partito Maurizio Rossi ed è ora Girolamo Visconti che allinea la sua Formula Renault, la sua scuderia è la Cassia Corse Storica, partenza per Girolamo Visconti. E chiudiamo nelle vetture B monoposto con il grande favorito di questa 55esima Coppa della Consuma. Parliamo di Peroni Junior, di Stefano Peroni, che mette in moto la sua Martini MK 32 motorizzata BMW 2000 ed è pronto a scatenare la sua vettura e la sua perfetta conoscenza del percorso per aggredire i 12.700 metri di tracciato. Ancora una volta ci preme ricordarvi che il record del tracciato è di 5:19:35 stabilito nel lontano ormai 2008 dal locale Daniele Grazzini, che a bordo della sua Osella P9 realizzò la stratosferica media di 137 km orari, media e record cronometrico che oggi sicuramente sono ben lontani da essere raggiunti in virtù della presenza lungo il tracciato di ben 4 chicane finalizzate a ridurre i rischi lungo questo impegnativo percorso, ma che nel contempo rendono inattaccabile questo record che ormai da ben 13 anni resiste nelle mani di Daniele Grazzini.
Stefano Peroni sarebbe senz'altro in grado di raggiungere un tempo paragonabile al record, ma ripeto, con le 4 chicane oggi presenti sul tracciato tutto ciò è assolutamente irrealistico. E allora andiamo a vedere una per ora parziale lista e con un lancinante al fondo del suo motore BMW 2000 è partito Stefano Peroni a bordo della sua Martini MK32, mentre è ora il turno per la famiglia Aralla di scatenare tutto il potenziale delle loro Formula 3 1990. Il primo a partire è Aralla Junior e Matteo Aralla, che con il numero 16 porta in gara una Reynard di Formula 3. Reynard Formula 3 per Matteo Aralla. Ed è invece Aralla Senior, Lele Aralla, che si allinea con la sua Dallara di Formula 3, ancora una vettura del 1990, il suo numero di gara è il 15, vettura con cui ha dato il via alla sua carriera automobilistica, quella Olivier Panis, che poi è arrivato in Formula 1 a bordo della Ligier e di altre vetture. Partenza per Lele Aralla. Intanto per ora resiste in vetta alla lista dei tempi Tiberio Nocentini con 6:39 e 2, alle sue spalle Giuliano Palmieri con 6:52,6 e Natale Mannino con 6:59 e 8. Ma ecco che si presentano sulla linea di partenza le regine della 55esima Coppa della Consuma, le vetture biposto corsa, le vetture sport, ed il primo a prendere il via per i colori della squadra piloti senesi, assistito dalla Bonucci Racing, è Matteo Lupigrazzi. La sua è una Hallmark Alfa Romeo Sport Nazionale, Alfa Romeo 2005. La Sport Nazionale è una categoria fortemente voluta negli anni 80 dall'allora Federazione Italiana, la CSAI, per promuovere la diffusione appunto delle vetture sport prototipo. E siamo ora con sulla linea di partenza il torinese Mario Massaglia, con l'assistenza della Di Fulvio Racing e per i colori della Bologna Squadra Corse. Partenza per il numero 3 Mario Massaglia. E dalle spalle di Mario Massaglia ancora
per il Bonucci, con l'assistenza della Bonucci Racing. Partito Piero Lottini e chiudiamo questa lunga e impegnativa serata di prove di ricognizione con la partenza del numero 1 con la partenza di Filippo Caliceti a bordo della sua Osella P990 motorizzata BMW 2005. Arriva il tempo di Rossi 7:41, attendiamo ora con ansia il tempo di Stefano Peroni, Di Matteo e Lele Aralla. Tempi che da un istante all'altro ci verranno forniti e che comunicheremo velocemente. No. Eccolo, arriva. Arrivato il tempo di Stefano Peroni, 6:09,9. 6:09,9 per Stefano Peroni, un tempo molto alto che ci fa supporre di qualche inconveniente lungo il tracciato, di qualche problema alla pur veloce Martini MK32. Stefano Peroni è arrivato in vetta, ma con un tempo assolutamente irrealistico per il potenziale che ci risulta poter essere espresso dal pilota e dalla vettura. 6:09,9 per Stefano Peroni. Visconti realizza 8:09, restano ancora da osservare i tempi di Matteo e di Lele Aralla. 5:19. E allora finalmente riusciamo a portare a termine questa faticosa giornata con l'ultima partenza, la partenza della Osella P990
targata Scuderia Bologna di Filippo Caliceti. La sua motorizzazione è ancora un motorone BV e ancora un motorone BMW 2005 Armaroli che ha scatenato tutte le sue centinaia di cavalli sull'asfalto rovente della Consuma. Ed ora ci apprestiamo ad attendere gli ultimi riscontri cronometrici per dare la lista dei tempi definitivi di questa prima giornata di gara. Allora, Lottini che l'ha fatto, Lottini e Massaglia. Ancora Come a qui? lo vedo. Ma anche oggi, Allora, Stefano Peroni, aspetta un secondo. Ma Stefano che ha fatto? Si è trovato? Si è trovato No, c'era l'acqua, da Borselli in su c'è l'acqua. pioggia? Ma va! Non te l'hanno detto nessuno. No! Cazzo, si diceva meno male non sono partito. C'era anche l'acqua. C'era l'acqua, ha perso 30 secondi. Lei. No, ma ora saranno alti tutti, L'unico se l'ha smesso il Cacieti per il vantaggio che si è riasciugata, perché qui se smette si asciuga subito. Portando me. Allora, Massaglia 6,36. E allora acqua anche per lui. Rottini a questo punto sarà dietro la musica. Ora ci dovrebbe essere 7,39. 7,39, allora avevo ancora più paura lui dell'altro. Lupi Grassi 7,42. H, come ha detto. attendiamo ancora pochi istanti, pochi minuti e vedremo comparire anche l'ultimo tempo che ci manca, il tempo di Filippo Caliceti. È arrivato intanto il crono di Mario Massaglia, 6:36,4, e abbiamo saputo che da Borselli in poi c'è stato purtroppo un violento scroscio d'acqua che ha influito notevolmente sulle prestazioni dei nostri amici driver, e da qui viene fuori la spiegazione del tempo particolarmente alto realizzato da Stefano Peroni, da Mario Massaglia e da quanti li hanno seguiti. Vedremo un po' quale sarà il risultato di Filippo Caliceti, ma a questo punto riteniamo che difficilmente possa avvicinare la prestazione di Stefano Peroni, in particolare se ci riferiamo al tempo realizzato nella prima manche col tracciato completamente agibile, cosa che stasera ovviamente per questi ultimi partenti non si è potuto realizzare. E allora cerchiamo di aggiornare la nostra lista tempi. Filippo Caliceti ancora non appare sul nostro monitor.
carica si è preso? Non ti dice quanta carica ha preso? No. Sì, me lo dice se dove sta il quello. Attendiamo l'arrivo di Filippo Caliceti. Per ora non ne vediamo traccia. Evidentemente questo asfalto bagnato sta dando parecchi grattacapi. 18:48. 48-54 dovrebbe essere al momento. Eccolo, arriva il tempo di Caliceti, 6:10:30 per Caliceti, vicino al tempo di manche di Stefano Peroni, ma giusto un pelino sotto. E allora andiamo a ricapitolare velocemente i risultati di questa seconda manche che, come ho già detto, sono stati ampiamente falsati dalla pioggia che da Borselli in poi ha accompagnato i nostri driver. E allora il miglior tempo anche in questa seconda manche realizzato da Stefano Peroni, 6:099, Filippo Caliceti alle sue spalle con 6:10:30, Mario Massaglia 6:36:4, Tiberio Nocentini 6:39:2, Giuliano Palmieri 6:52:6, Natale Mannino 6:59:8, settimo è Umberto Pizzato con 7:07:7, Marco Naldini con 7:17:5, Alessandro Rinolfi 7:17:6 e chiude la top 10 Paolo Scorretti con 7:32:5. 7:32:5, vediamo a questo punto appuntamento alle ore 9:30 di domani mattina per la disputa della 55esima Coppa della Consuma. Grazie e a domani.